Buongiorno dottore, Buongiorno, Don Ciccio. guardi, vi portai il ricottello belle fresche per la vostra signora. Perfetto, proprio in questo istante mia moglie ha telefonato. Devo correre urgentemente a casa perché, come sapete voi, mia moglie è incinta, quindi devo portare dei cannoli urgentemente. Certo, se non ci piglia voglia poi. Certo, vi Quando lascio... un cannolo non ci vuole, dottore. Certo, grazie, Don Ciccio. Lascio l'ambulatorio nelle vostre mani, vi raccomando. Ite tranquillo che mi io non ci attegno Vi cliente. raccomando, Don Ciccio. Tranquillo, dottore. Grazie. Buongiorno. Buongiorno signora, che c'è qualcosa che non va? Guardi, un terribile mal di denti. E venite, assettate accanto alla poltrona. Fate piano piano, dottore, mi raccomando. Sono morto di paura, guardate, sto tremando. In quanto alla siringa, vi prego, con dolcezza, usate introducendola, molta delicatezza. Signora, state tranquilla, voi non mi conoscete, ma quando ve la infilo, manco ve ne accorgete. Hai un metodo sicuro, la mia specialità, voi si contano un momento, con grande abilità. Dottore, un attimo, vi prego, aspettate. Non la vorrei vedere quando fuori la tirate. Mettetela da dietro. Ecco, così, benone. Meglio che io non la guardi, mi fa troppa impressione. Aprite un po' la bocca. Ecco, ancora. Voi la dovete aprire, carissima signora, e stagite un poco ferma, cacciatemi sti mani, se no per sto servizio stagimo fino a domani. Guardi, ora faccio un'altra cosa, la tengo spalancata, però mi raccomando, sono troppo emozionata. Ferma, apritela signora. Sta a fare, mi restavo mezz'orina e mezzo fuori. Ecco, tutto finito, ma veramente signora mi sono stancato. Ma voi siete sicuro che il liquido è entrato? Sicuramente, signore, ormai a destinazione. Eppure l'ho sentito fuori. Signore, le impressioni. Lo sento tutto in gola, mi sento in un supplizio. Signora, che decide, voi fece buono servizio. E l'effetto del liquido iniettato, vi posso assicurare che è entrato. Forza, ora cacciamo questo molare. Dottore, vi prego, dovete pazientare. Però se finisce l'effetto, cara signora bella, quando caccio un dente che ballava la tarantella. Sono fredda, sono ghiacciata, mi lascio prendere dal panico, devo stringere qualcosa. E stringete questo mano con la pinza oppure il bracciolo della poltrona. Ecco, un fazzoletto. Starò calma, starò buona, sarò vostra, lo prometto. Aprite, bella, ancora. Dottore, cosa fate? Voi mi volete morta? E che ne saccio? A camera io tutta storta. Ma qua c'è qualcosa che non va. Se muore da puzza del ricciato. Forse c'è un dente cariato o qualche accesso sotto un canino. L'avevo, ma il dentista l'ha estirpato e mi ha fatto un ponte di oro zecchino. Ora capisco tutto, cara signora, perché ne esce sta puzza col ricciato. Qualcuno si è ingattato su tasso ponti, pigliato do bisogno e si è cacato.